Stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali in via Alta a Marcon nella frazione di Colmello quando è stato investito. Per Giuseppe Niero, 69enne del posto, residente poco distante dal punto dell'incidente, non c'è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto verso l'ora di pranzo. Un'auto si era fermata per farlo attraversare, ma mentre era in sosta sarebbe stata colpita da un pick-up che sopraggiungeva da dietro a velocità sostenuta. L'impatto è stato violento e l'auto che era ferma è sbalzata in avanti, travolgendo il 69enne senza lasciargli scampo. La conducente della vettura che l'ha colpito è stata portata in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica, supportati dai carabinieri. Via Alta è la lunga strada che collega Mogliano a Marcon e pur essendo molto trafficata, ha dichiarato il sindaco Romanello, solitamente non è teatro di gravi incidenti. Saranno ora le indagini a verificare le eventuali responsabilità nella morte di Giuseppe Niero.